Domenica 12ª del tempo ordinario, anno A, 21 giugno 2026, dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi apostoli: non abbiate paura degli uomini, perché nulla vi è di nascosto che non sarà svelato, né di segreto che non sarà conosciuto. Quello che io vi dico nelle tenebre, voi ditelo nella luce, e quello che ascoltate all'orecchio, voi annunciatelo dalle terrazze. E non abbiate paura di quelli che uccidono il corpo, ma non hanno potere di uccidere l'anima. Abbiate paura piuttosto di colui che ha il potere di far perire nella genna e l'anima e il corpo. 2 passeri non si vendono forse per un soldo? Eppure nemmeno uno di essi cadrà a terra senza il volere del Padre vostro. Perfino i capelli del vostro capo sono tutti contati. Non abbiate dunque paura. Voi valete più di molti passeri. Perciò chiunque mi riconoscerà davanti agli uomini, anch'io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anch'io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Questo passo del Vangelo che la Chiesa ci offre in questa domenica di giugno ci presenta Gesù che per ben 3 volte invita i suoi discepoli a non avere paura. Questa è una raccomandazione difficile da capire per il nostro Occidente che sta imparando a vivere senza Dio. Se però ci facciamo aiutare dai libri di storia, scopriamo che nei decenni in cui l'Evangelista scrive, l'imperatore Domiziano porta avanti politiche persecutorie di ogni tipo: arresti, confisca di beni, violenze, torture e condanne a morte nei confronti di coloro che per seguire il Signore Gesù si rifiutano di adorare l'imperatore. E proprio perché si tratta dei dati riportati sui libri di storia, non ci accorgiamo più, come diceva Papa Francesco, che la persecuzione dei cristiani non è un fatto che appartiene al passato, agli inizi del cristianesimo, ma è una triste realtà, dice il Papa, anche dei nostri giorni. Anzi, ha proseguito Papa Francesco, ci sono più martiri oggi che nei primi tempi della Chiesa. Tanti fratelli e sorelle, testimoni di Gesù, dice il Papa, sono perseguitati e sono condannati alla persecuzione perché magari posseggono una Bibbia e non possono portare il segno della croce. Inquadrata così, è comprensibile la paura dei primi cristiani a cui si rivolgeva San Matteo. Sapevano molto bene che un discepolo non è più grande del maestro, né un servo è più grande del suo Signore. Ed erano coscienti che la possibilità di imitare Gesù, anche nella sconfitta e nella condanna a morte, era qualcosa di possibile quando diventavano cristiani. San Matteo non li condanna se questi pensieri generano dentro la comunità e nei primi cristiani timori, ma ricorda loro che Dio
il Padre di tutti, non abbandona mai nessuno. E chi paga con la sua vita la fedeltà a Gesù, questo è veramente quello che il Padre loda dal cielo. Oggi le cose sono cambiate. Le nostre società non sono più pervase da fede cristiana. Tante volte a me, che sono un prete, viene chiesto di fare il santone, di fare cose che non hanno niente a che fare con la fede nel Vangelo. Ci definiamo tutti laici, liberi, liberati dalla dipendenza religiosa ed emancipati dal Vangelo. Ma paradossalmente siamo più paralizzati oggi di ieri da paure di ogni tipo. Non abbiamo più paura di morire martiri o del dare la vita per il Signore Gesù, ma siamo terrorizzati di invecchiare. Ci inquieta e ci angoscia il corpo nostro che con il passare degli anni cambia e non riusciamo a controllare. Abbiamo ansia e attacchi di panico se pensiamo ai tassi dei mutui variabili che stanno crescendo. Ci tolgono il sonno tante guerre che ci sono sempre più vicine e sempre più durature. Siamo impauriti del presente e del futuro dei figli, perfino quando i figli sono alla scuola materna. Ma sono tanti i titoli dei giornali che creano inquietudine e preoccupazioni. Ve ne racconto qualcuno: salute, economia, domani, crisi ambientali, povertà, coppia che scoppia, separazione, malattie, eccetera. E questi sono i grandi fantasmi che ci mangiano la serenità e che ci paralizzano. Ma noi rischiamo di non saperli più rileggere alla luce del Vangelo del Signore Gesù. Non riusciamo più a sentire come detta a noi questa parola: non abbiate paura. Sono 3 parole semplici, che vuol dire: smettila di pensare a Dio come a un burattinaio pronto a toglierti dai guai e a liberarti da eventi negativi che paradossalmente tutti abbiamo contribuito anche a costruire. Poi ricordiamoci sempre che Dio ci rende liberi e non interviene per modificare le leggi della fisica e gli eventi della storia o per liberarci dai rischi e dai pericoli nocivi per la nostra vita. Dio, ci dice il Signore Gesù, non è assente da questa storia. E se anche non tutto ciò che accade è volontà di Dio, tutto ciò che ci accade ci permette di incontrare Dio che ha scelto e deciso di non abbandonare mai nessuna delle sue creature, nemmeno quando noi ci vergogniamo di noi stessi e abbiamo il sospetto che anche Dio si vergogni di noi. Proprio in questi momenti, come diceva Bonhoeffer, un martire protestante che è morto nel 1945 in un campo di concentramento, Dio ci è vicino in questi momenti come mai lo era stato prima. E se il Signore ci invita a non aver paura, è perché la paura
è parte integrante della nostra vita e della nostra esistenza. Ma se noi ci affidiamo alla parola di Dio e impariamo a stare con Lui, riusciamo a tenerla sotto controllo e a sentire che Dio cammina con noi. Se però ci allontaniamo dalla sua parola, se non crediamo più a niente, questa paura in noi diventa panico, terrore, ansia e perfino stanchezza di vivere. Questo è un bellissimo augurio per l'inizio dell'estate. Sentirci nelle mani di Dio e invitati a non avere più paura. Buona estate a tutti. Caro Gesù, ecco la preghiera che così ho pensato per i bambini. Caro Gesù, da piccolo io avevo paura a dormire nel letto da solo. Appena mi svegliavo, chiamavo mamma e lei mi portava nel lettone con loro. Quando lo ha saputo l'allenatore di calcio, mi ha sgridato e mi ha detto che io sono più forte delle mie paure e che devo vincerle se voglio diventare forte e grande. Grazie Gesù, perché il tuo invito a non aver paura è bello, mi fa compagnia, anche di notte, e mi ricorda che con te e grazie a te io non sono mai da solo. Gesù, non so come vivono le notti i bambini dei paesi in guerra, come fanno a vivere nei rifugi, nelle metropolitane, senza letto e sempre con la paura delle bombe e di morire. Gesù, dillo anche a chi è in guerra, non abbiate paura e rendi i grandi capaci di costruire la pace. Grazie Gesù per le vacanze.